Non è una fonte montana, ma lo zampillo di Sorgiva del sottopasso di via Sarpi a Treviso. Una storia infinita per questa strada che passa sotto la ferrovia verso Venezia, costruito per eliminare le sbarre tra Treviso e il quartiere di Sant'Angelo. Eliminato il passaggio a livello, ma non l'acqua, diventata una vera e propria spina nel fianco per Casugana. In parte con la pioggia, in parte con l'acqua nascente, fatto sta che oramai delle transenne del traffico deviato i cittadini, come dire, ci hanno fatto il callo. L'ultima speranza l'avevano riposta nel cantiere, aperto qualche mese fa, anche se uno dei consiglieri di opposizione aveva già avvertito l'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michelan. Circa €500.000 investiti per la risoluzione del problema, che purtroppo è storico. Sin da subito feci presente anche in Consiglio, ma con un dubbio: mi sembravano che i lavori non andassero per il verso giusto, anche a lavori quasi terminati c'erano delle perdite dalle pareti verticali. Quindi lo feci presente all'assessore. Purtroppo adesso dobbiamo notare che ieri, oggi in parte è stato chiuso, in parte riaperto. In sostanza il problema rimane. Ecco. La chiusura del sottopasso dei giorni scorsi era legata proprio alla ultimazione dei lavori, la risposta di Casugana, e in particolare al funzionamento delle pompe, essenziali per mantenere aperta la strada. Perché la verità sarebbe proprio nel punto dove si è deciso di intervenire, non calcolando la presenza di una potente polla di Sorgiva. Del resto siamo nella zona della Ghirada, evoluzione italiana del trevisano Girada del Sile, e tanto doveva bastare per scegliere con cura dove scavare.